Padre Pio mi rivelò la sorte di mio marito nell'aldilà. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di uno dei tanti carismi di cui era dotato Padre Pio, cioè quello di sapere la sorte e il destino toccato alle anime dopo la loro morte, chiaramente toccato a quelle anime per le quali egli era esortato a pregare. Ecco che un giorno si recò da Padre Pio una vedova e gli chiese di pregare per sapere dove fosse il marito recentemente scomparso, cioè se fosse andato all'inferno, in purgatorio o in paradiso. Padre Pio pregò a lungo, dopodiché mandò a chiamare questa vedova e le disse: Padre Pio tacque e fece una smorfia di dolore, dopodiché iniziò a parlare dicendo: tuo marito è all'inferno. E questa donna affrante e addolorata disse: ma padre, come? Come è potuto succedere? Non è possibile. Mio marito si è confessato prima di morire. Padre Pio allora rispose: in gioventù tuo marito aveva una vocazione, però non l'ha portata a termine, non l'ha seguita, ha preferito giocare con la vocazione del Signore perché voleva gioire del peccato e godersi la vita. Il tempo passò e tuo marito divenne ostinato nel peccato ad un punto tale che non poté più tornare a Dio. È vero, egli si è confessato prima di morire, ma prima di confessarsi si dimenticò nell'esame di coscienza di ricordare per bene tutti i suoi peccati. Al momento della confessione non confessò alcuni peccati al sacerdote, ha compiuto delle omissioni e inoltre non si è mai confessato con cuore contrito. Mia cara figliola, sappi che senza il dolore del peccato, senza pentimento, senza scopo di emendamento, la confessione diventa una beffa e al momento della comunione un sacrilegio. Quindi dobbiamo chiedere a Dio quella grazia del santo timore e del dolore per i peccati. Prega tanto, figliola, per ottenere da Dio la grazia di una buona e santa confessione.